A Venezia l'incontro tra il governatore Luca Zaia e i neoparlamentari veneti per fare il punto sul percorso dell'autonomia e stringere un patto trasversale verso l'obiettivo. Sempre altissima l'allerta antiterrorismo a Venezia dopo il troll in piazza San Marco, stamane evacuato campo San Bartolomeo per uno venetto nero abbandonato. Sono saliti sul cornicione di un grattacielo per farsi un selfie 4 ragazzi tra i 16 e i 17 anni denunciati dagli agenti delle volanti di Padova. Terribili insulti su Facebook contro la quindicenne torinese che si è tolta la vita perché stanca di essere derisa per il suo peso. Bufera su un gruppo social fondato da un trevigiano, oscurato e poi riaperto. Stasera alle 21:15 torna a Ring sotto i riflettori il business dell'accoglienza migranti, ritornato alla ribalta dopo l'inchiesta fanpage e il collegamento in diretta con i residenti di Cona. Nuove regole in arrivo per il passaggio delle crociere a Venezia, la delibera della Capitaneria di Porto, ha sviluppato un algoritmo scientifico che tiene conto dei più fattori, anche quelli ambientali. Presentata a Milano la kermesse celebrativa del centenario della fine della Grande Guerra, Vittorio Veneto, numerose iniziative fino al 4 novembre, giorno in cui arriverà anche il capo dello Stato Mattarella. Da Venezia alla conquista della musica italiana con una vitalità che resiste ancora. Oggi compie 70 anni Nicoletta Strambelli, in arte Patti Bravo. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati. In apertura un'ampia pagina di politica a partire dall'incontro che si è tenuto questa mattina a Venezia tra il governatore Luca Zaia e i neoparlamentari veneti. Sul tavolo l'autonomia della regione. A tutti i senatori e deputati eletti lo scorso 4 marzo si è rivolto il governatore Zaia con un appello: mettete il Veneto prima del vostro partito e lottate a Roma per l'autonomia. Qui sono stati invitati i parlamentari eletti in Veneto e i veneti eletti fuori dal Veneto. Rappresentate una regione che mette al primo posto delle aspettative ovviamente il tema dell'autonomia. Una cinquantina di deputati e senatori veneti hanno risposto all'appello del governatore Luca Zaia, che ha voluto riunire tutti gli eletti per chiedere loro garanzie sulla battaglia che dovranno affrontare in Parlamento per l'autonomia del Veneto. Io spero che la squadra veneta si faccia sentire. Dalla mia modesta esperienza di nazionale e di ministro ho visto che altre squadre, quando ci sono interessi territoriali, in maniera trasversale alla politica si fanno sentire. Non capisco per quale maniera non si possa partire questo giro con questa legislatura col piede giusto. Presenti esponenti di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. Ciascuna di esse, pur con qualche distinguo, ricorda il governatore, si è dichiarata a favore dell'autonomia. Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti, a prescindere dai colori dell'esecutivo che andrà a insediarsi. Il governo comunque di riffo di raffa si fa, sarà questione di qualche giorno, qualche settimana, ma si farà qualcosa. Dopodiché io dico che per me è fondamentale che la squadra veneta che è in Parlamento, che è lì e che non se ne andrà a casa, difenda fino in fondo l'autonomia. Difendere l'autonomia vuol dire avere rispetto per i veneti che l'hanno richiesta. Il 22 ottobre in Calza Zaia la stragrande maggioranza dei veneti è uscita sotto una pioggia torrenziale per votare su questo tema. È una richiesta che ci fanno tutti, dall'anarchico a chi non ha mai mancato un'elezione. Anche se qualcuno dice che non ci sono i numeri per fare un governo, i numeri per fare l'autonomia invece ci sono tutti. Io penso che i parlamentari vadano in Parlamento a rappresentare prima il popolo veneto e poi i loro partiti. Quindi sono dei temi sul territorio che non hanno ideologia politica, cioè quello dell'autonomia, quello di portare le Olimpiadi, quello di risolvere il problema delle mamme e dei FAS, il tema del Teatro Stabile del Veneto e molto altro ancora. Qui la politica se ne deve star fuori e ci vuole l'operatività veneta. Appello, quello del governatore Zaia, raccolto dai parlamentari di tutte le forze politiche che rinnovano le promesse della campagna elettorale. Promesse ne sono state fatte molte in questi 30 anni, si è visto veramente molto poco. Questo forse è l'ultimo treno, perché se non va stavolta i cittadini anche si arrabbiano. Ma hanno anche ragione di arrabbiarsi. D'altronde al 22 ottobre, quando abbiamo fatto il referendum per l'autonomia del Veneto, tutti i partiti alla fine ci hanno aiutato, erano favorevoli a questa autonomia. In campagna elettorale tutti ne hanno parlato ed ora spero che tutti mantengano le loro promesse. Per quanto riguarda il Partito Democratico Veneto, certamente manterrà gli impegni presi al momento della sottoscrizione dell'intesa del 28 febbraio. È un tema trasversale, un tema dei veneti, è un tema del popolo veneto e in quanto tale tutto il popolo veneto, in qualunque
parte rappresentato deve cercare di fare il possibile per portare a casa il risultato, quindi indipendentemente dal governo che ci sarà. Questo è un tema che nasce da una riforma costituzionale del 2001 voluto dal centro-sinistra proprio per attuare quel rapporto alla geometria variabile all'interno del nostro Paese. Noi siamo convinti che il federalismo sia un valore fondamentale. Quindi oggi siamo qui a rinnovare la nostra disponibilità, constatando che sono stati persi 17 anni dal 2001, quando la Costituzione ha dato la possibilità di chiedere maggiore autonomia. Oggi siamo qui con grande disponibilità e con voglia di concretezza. Penso sia giunta l'ora di passare dalle parole ai fatti e di quindi avere dei risultati concreti. Avere anche una Presidente del Senato veneta probabilmente aiuterebbe anche a evitare certi scherzetti che magari si dice sì, ne discutiamo, però la mettiamo in calendario fra 3 anni. Io ho conosciuto la Presidente Casellati bene in campagna elettorale, avendo fatto assieme a lei le candidature nell'uninominale, e il tema in particolare dell'autonomia è stato sentito, proposto, c'è stato un impegno anche da parte sua formale, credo che sia una garanzia importante per tutti, anche proprio per vari scherzetti. Continuiamo con la politica, ma ci spostiamo a Treviso, dove ieri è stato il giorno di Matteo Salvini, arrivato in città per sostenere la candidatura a sindaco di Mario Conte. Salvini, che è arrivato dopo il vertice ad Arcore. Sul nuovo governo dice mai con il Partito Democratico. Con Di Maio sono pronto ad incontrarmi nelle prossime settimane. Arriva puntuale Matteo Salvini tra le tantissime persone presenti in Piazza dei Signori. Le strette di mano con Mario Conte e Gian Antonio D'Arè, l'abbraccio con Giancarlo Gentilini. Il leader del Carroccio sale sul palco e la prima battuta riguarda il suo incontro ad Arcore con Berlusconi e Meloni. Ho bevuto un caffè al volo, racconta Salvini, ho detto che dovevo andare a Treviso. La prossima volta a Treviso ci vengo da Presidente del Consiglio. Sul vertice con gli altri alleati poche parole, ma una cosa, dice Salvini, è certa. Mi interessava ribadire che alleanze col PD sono impensabili. Dunque nessun accordo con il PD, mentre le porte di Salvini rimangono aperte per il Movimento 5 Stelle. Incontrerò Di Maio, incontrerò tutti. Sì signora, è dovere di chi vince ascoltare. Vado al governo se ho i numeri e la possibilità vera di cancellare la legge Fornero, di ridurre le tasse, di controllare i confini. Se mi vogliono tirar dentro in un governo che dura qualche mese, dentro tutti, per parlare solo di legge elettorale e tirare a campare, no grazie, piuttosto torno dagli italiani. Spero di non dover far perdere altro tempo agli italiani, dice Salvini, che poi aggiunge: se si continua con i veti e i no, il governo non si forma. Mi aspetto, prosegue, che gli altri facciano delle rinunce come noi della Lega. Il centrodestra ha vinto, all'interno del centrodestra la Lega ha stravinto. Però nonostante questo non stiamo lì a pretendere solo per noi. Poi ribadisce che è possibile un governo centrodestra 5 Stelle, nonostante Di Maio anche oggi lo veda irrealizzabile. Sicuramente ci sono molte più vicinanze sulle cose da fare con i 5 Stelle che non col PD. Parlare di cambiamento dialogando col PD mi sembra una cosa bizzarra. Quindi se si vuole parlare ci sono, e io Di Maio lo incontro volentieri anche in questa settimana. E adesso la cronaca, nuovo allarme bomba stamane a Venezia per uno zainetto nero abbandonato ai piedi della statua che raffigura Carlo Goldoni nel centralissimo campo San Bartolomeo, ai piedi del ponte di Rialto. Come vedete dal video di Venezia Today, tutta l'area è stata fatta evacuare. Sul posto carabinieri e polizia municipale. L'allarme è rientrato dopo qualche ora, la borsa è stata neutralizzata dagli artificieri. Si ritiene che un turista possa aver lasciato lo zainetto per distrazione, facendo scattare immediatamente i controlli antiterrorismo. 4 minorenni sono stati denunciati dalla polizia di Padova, avevano corso un enorme pericolo per farsi un selfie sul tetto di un grattacielo disabitato. Sono saliti sul cornicione di un grattacielo per farsi un selfie e per questo 4 ragazzi tra i 16 e i 17 anni sono stati denunciati per procurato allarme dai poliziotti chiamati da un passante che aveva visto alcune ombre muoversi sul cornicione. La costruzione in zona industriale a est, visibile dalla tangenziale, è da tempo posta sotto sequestro e per questo disabitata. Gli agenti sono intervenuti bloccando i 4 minori e portandoli in questura, dove sono stati denunciati prima di essere affidati ai genitori. Ai poliziotti i ragazzi hanno spiegato che si era trattato di un gioco e non avevano considerato il pericolo.
Ed ora la tragedia di una quindicenne torinese che si è tolta la vita perché è stanca di essere derisa per il suo peso. Insulti dopo la morte su un gruppo social fondato da un trevigiano, gruppo oscurato e poi riaperto. Fondato nel 2015 da un 24enne trevigiano, ha ospitato i commenti più beceri dopo il suicidio della quindicenne torinese Beatrice Ingui, tanto che gli amministratori di Facebook sono intervenuti cancellando quelle offese vigliacche e gratuite, scritte, e questo fa ancora più specie, dopo la morte della ragazza. Il gruppo social è quello di Gente Onesta, fondato 3 anni fa dal coneglianese Mirko Bortolotto, che prende le distanze da quei commenti ma ammette: Facebook è pieno di gente che si crede simpatica perché insulta i morti, come quelli che hanno continuato a deridere la quindicenne che martedì mattina si è gettata sotto un treno alla stazione di Porta Susa perché non riusciva più a sopportare di essere derisa per il suo peso, per il suo aspetto. Alla sofferenza provata in vita si aggiunge lo sfregio dopo la morte, con ironie cariche di odio e stupidità da cui Bortolotto si dissocia. Con quei messaggi non c'entro nulla, dice, e sono ancor più atroci perché rivolti a una ragazzina morta in quel modo. Torniamo nel veneziano con la cronaca: ladri in un'enoteca di Zelarino. Il titolare ha pubblicato la foto del ladro su Facebook. Così dice: facciamo vedere di non aver paura. Un altro furto a Zelarino. Ad essere presa di mira l'enoteca Piper di via Castellana, dove i ladri sono entrati tra le 4 e le 5 nella notte tra sabato e domenica. Si è dato l'antifurto, quindi veniamo allarmati dal cellulare al momento, ho aperto le telecamere e ovviamente non c'era alcun elemento. Io ho fatto un giro lo stesso per il locale e ho appurato che tutti i serramenti erano chiusi di tutto il locale, fatto salvo di quello che avevano scassinato. Dopo, successivamente, riguardando le telecamere con le forze dell'ordine durante la notte, abbiamo appurato che nel momento in cui io sono sceso lui era nascosto a qualche metro dietro il cancello. E così, una volta che il titolare è uscito, il ladro si è potuto muovere in tranquillità, sapendo anche dove mettere le mani. L'allarme però è scattato nuovamente e a quel punto i 2 proprietari, padre e figlio, sono tornati con la polizia, ma dei ladri non c'era più traccia. Arrabbiato, il titolare ha deciso di postare sulla pagina Facebook del locale la foto del ladro ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'enoteca, chiedendo agli amici di condividere l'immagine per poter risalire i responsabili. Abbiamo postato su Facebook la foto di quello che si può vedere, insomma, del ladro, questo per sensibilizzare un attimino anche altre persone che hanno subito la stessa situazione. Io sono dell'idea che la videosorveglianza sui locali pubblici, sulle aziende commerciali sia fondamentale. Ingente, anche se ancora da quantificare, il bottino tra merce rubata, contanti e i danni alla struttura. Il messaggio numero 1 è proprio questo, cioè non abbiamo paura di avere le antenne alte, dobbiamo in qualche modo proteggersi da soli e far sì che quando abbiamo degli elementi, come in questo caso, a disposizione, di renderli pubblici. Atti osceni al Duomo di Vicenza durante la messa di sabato sera. Si è masturbato davanti al portone del Duomo proprio mentre era in corso la funzione del sabato sera. A vederlo una ragazza che stava entrando per raggiungere la mamma. Le 2 donne chiamano la polizia. La volante in via Vescovado arriva sul posto, riconosce l'uomo dalla descrizione della ragazza. È lui, ha ancora la bottega dei pantaloni aperta, ma quando gli agenti gli intimano di consegnare i documenti, lui si rifiuta e inizia a dare di matto. Lo fanno entrare nella volante, la violenza non si ferma, inizia a prendere a calci e pugni la portiera. Una volta arrivato in questura sferra un pugno in volto ad uno degli agenti, procurandogli un trauma cranico. È stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e indagato per atti osceni. Ha 29 anni, kenyota, ma regolare e residente a Thiene. La polizia lo riconosce perché a dicembre era accaduto un'altra volta. L'uomo si era masturbato nel negozio Zara nel reparto dedicato ai bambini ed è già libero. Per lui il giudice ha imposto il divieto di dimora in città. Voltiamo pagina, nuove regole in arrivo per il passaggio delle crociere a Venezia. La delibera è quella della Capitaneria di Porto, è stato sviluppato un algoritmo scientifico che tiene conto di più fattori. È prevista una diminuzione del 15% dei colossi in laguna.
Chi si sente colpito dalla multa a volte è un po' incavolato. Padova al primo posto nel Veneto e al quarto posto in Italia per multe incassate pro capite. Significa, secondo uno studio del Sole 24 Ore, che di media ogni padovano ha pagato 113 euro nel 2017. Un triste primato, un vero e proprio salasso davanti solo Firenze, Bologna e Milano. E dopo aver dovuto aprire il portafoglio, i padovani ora pretendono almeno che il sindaco Giordani investa nella manutenzione delle strade. Cosa vuole che ne pensi? Che sono un po' tantini. Dovrebbero usarli magari questi soldi per sistemare le strade? Beh certo, questo senz'altro. Lo fanno secondo lei? Vedere le strade? Beh, non molto, decisamente. Quando sono applicate bene, va bene. E poi come dovrebbero essere usati però questi soldi? Per i cittadini. C'è una manutenzione molto carente, insufficiente, tante buche, io direi che è la città un po' delle buche, se posso affermare questo, perché è buche che danno luogo ad incidenti. Per i cittadini, per i servizi. Visto che è un servizio pubblico appunto del comune che incassa tutti questi soldi, devono essere sfruttati per qualcosa di utile alla città. Le biciclette sono a rischio un po' per le rotaie del tram, dove io spesso sono anche caduto, e poi devi anche metterle un po', diciamo, renderle agibili alle biciclette, alle auto, scooter, in modo che non ci siano pericoli per la strada. A portare le cifre più alte nelle casse comunali sono gli autovelox lungo le tangenziali, circa 400 infrazioni al giorno, ma i padovani pensano anche al centro storico, fin troppo controllato, e chiedono investimenti nel trasporto pubblico in centro, dove la crisi del commercio è pesante. È un controllo in città, centro, ma anche fuori le tangenziali sono molto così controllate e le multe sono care, scoraggia anche al ricorso e quindi si pagano per evitare altre spese. Infine i padovani temono che troppe multe allontanino i turisti dalla città. Ci siano tante multe, quindi viene anche meno gente, c'è un rischio e quindi è meglio riprendere quella fetta di turismo che serve a Padova, anche soprattutto quello, insomma, il turismo. Come avrete capito non era il servizio sulle grandi navi a Venezia, bensì sulle multe che ogni anno i cittadini di Padova si trovano a pagare, facendo così della provincia patavina la prima in Veneto in fatto appunto di multe pagate. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella sarà a Vittorio Veneto per celebrare il centenario della fine della Grande Guerra. Quando scoppia la pace, lo slogan scelto dalla città di Vittorio Veneto per la grande kermesse celebrativa. Da aprile a novembre la cittadina in provincia di Treviso si animerà con una serie di iniziative che spaziano dal cinema alla musica, dalle mostre agli itinerari turistici, dagli eventi sportivi ai raduni delle associazioni d'arma. Tutte iniziative legate da un unico filo rosso: commemorare il tributo di sangue versato nell'atroce conflitto, ma anche e soprattutto ricordare la fine degli scontri e riflettere sul cambiamento che la pacificazione o la speranza di essa determina nella società a tutti i livelli. Il 4 novembre in città è atteso, come detto, il Presidente della Repubblica Mattarella. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con le notizie dal Veneto e con una notizia da poco giunta in redazione: una debole scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata pochissimi minuti fa alle 18:31 con epicentro a Ponte nelle Alpi, nel Bellunese. Appunto una scossa di breve entità, avvertita però dalla popolazione, che fortunatamente non avrebbe provocato danni. E adesso siamo in grado di mostrarvi il servizio relativo al nuovo algoritmo scientifico per il transito delle grandi navi a Venezia. Mentre si attende il nuovo governo per sapere se le rotte alternative per le navi da crociera allo studio dell'autorità portuale diventeranno realtà, la Capitaneria di Porto ha emanato in queste ore l'ordinanza che dovrebbe diminuire del 10-15% i passaggi in bacino San Marco e nel canale della Giudecca. Le nuove limitazioni all'ingresso dei giganti del mare in laguna entreranno in vigore a scaglioni progressivi a partire da luglio. Per la prima volta i limiti non riguarderanno solo il tonnellaggio, ma una serie di parametri combinati: il tipo di propulsore, il tenore di zolfo nel carburante e il modello di carena. Non conteranno quindi solo le dimensioni, ma le emissioni e le onde prodotte. Sarà inoltre condizione necessaria per accedere in laguna l'aver firmato il protocollo di autoregolamentazione Venice Blue Flag, recentemente rinnovato da 40 compagnie di navigazione. Fino a questo momento gli unici limiti riguardavano le navi di stazza superiore alle 96.000 tonnellate, non più di una manciata in tutto il mondo.
I nuovi criteri dovrebbero mettere il provvedimento al riparo dai ricorsi che già avevano portato all'annullamento da parte del TAR delle limitazioni introdotte in seguito al decreto Clini-Passera del 2012. E adesso la cultura, fenomeno Van Gogh, la mostra dei record, ha chiuso i battenti ieri a Vicenza con un bilancio sopra ogni aspettativa. Ho visto il centro bello pieno, quindi non sono andata, però deve essere stato un evento positivo. Adesso chi vi piacerebbe arrivasse? Caravaggio, direi. Iñárritu. Pissarò, che a me piace tanto. Io penso che i vicentini dovrebbero conoscere la pittura barocca di Vicenza e dei pittori nostri qua. Bisognerebbe fare una mostra con una buona documentazione storica, perché non vanno a visitare il museo. L'onda d'urto che colpisce Vicenza, travolta da un flusso mai così elevato di turisti per una mostra, e lascia una città che ha fatto davvero parlare di sé. Van Gogh, con i suoi 446.218 biglietti staccati, è stato questo e molto di più. Un indotto enorme per la città e per i suoi commercianti, ma anche un'importante eredità culturale. Lo aveva detto anche Marco Goldin, presente negli ultimi giorni della mostra con le aperture straordinarie. Hanno compreso che questa è una mostra diversa, era un racconto intimo dell'anima appunto di questo straordinario artista, con questo percorso legato appunto al disegno, che sembrava poter essere un tasto più difficile per le persone, e invece guarda caso le persone accompagnate, guidate, hanno capito che bisogna conoscere anche dell'altro di Van Gogh, non ci si può fermare soltanto alla notte stellata o ai girasoli. Nemmeno il sindaco Variati ci credeva, lo stesso Goldin racconta di una telefonata incredula avuta con il primo cittadino. Ma come hai fatto? Gli ha chiesto, e la città ha risposto, ma non solo. Prendi molto la parte iniziale di Van Gogh, che è un po' a volte poco conosciuta, no? Perché comunque Van Gogh lo conosciamo in un periodo veramente bello. Secondo la classifica stilata dal quotidiano Repubblica, Van Gogh tra terra e cielo è la mostra più vista in Italia, con uno scarto rispetto alla seconda classificata, la personale su Frida Kahlo a Milano, di 12.000 visitatori. Sono 12.000 persone che hanno visto anche Vicenza, mangiato a Vicenza, e molti ci hanno anche dormito. Ed ora i vicentini hanno già pronti i primi suggerimenti. Goldin lo aveva dichiarato: se il prossimo sindaco mi vorrà, io ci sarò. Veneziana, la ragazza del Piper, compie oggi 70 anni, buon compleanno a Patti Bravo. Compie 70 anni, ma resta la ragazza del Piper. Ribelle fin dall'infanzia, la veneziana Nicoletta Strambelli, in arte Patti Bravo, ha oltre 50 anni di carriera alle spalle, con canzoni che hanno fatto sognare e innamorare più di una generazione, dal Piper alla Bambola, e chi non ricorda le sue esibizioni provocatorie sul palco di Sanremo. Mi fai girare come fosse una bambola. Poco più di un mese fa ha portato il concerto evento nella sua Venezia, al Teatro La Fenice, per celebrare gli oltre 50 anni di successi. Da ragazzina Patti Bravo ha lasciato le calli veneziane per volare a Londra, ma è Roma ad accogliere i suoi primi successi con il debutto nel celebre locale romano. Biondo platino, stivaloni di vernice nera sopra il ginocchio, cantava Ragazzo triste, il suo primo singolo. Poi il successo internazionale con La Bambola. Gli anni 70 sono quelli di pazza idea e pensiero stupendo. 110 milioni di dischi in 50 anni. Un mito vivente, anche se lei continua a dire: sono la persona più normale che conosco. Buon compleanno!
Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, ospite in studio Said Caibi di Coalizione Civica per Treviso, e poi a seguire Ring alle 21:15 si parlerà dell'accoglienza dei profughi e del business dopo l'inchiesta Fanpage. Ospiti in studio Roberto Marcato della Lega, Nicola Talmi della CGIL e Roberta Polese del Corriere del Veneto, e poi collegamento in diretta da Cona con i residenti. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo ancora spiccatamente instabile sul Triveneto. Vediamo il dettaglio di martedì 10 aprile. Sul Veneto una perturbazione atlantica porterà ancora un intenso maltempo con piogge e anche locali temporali possibili un po' ovunque e anche di moderata intensità. Fenomeni comunque alternati a delle schiarite. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 13 e 19 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui a prevalere sarà l'instabilità con precipitazioni temporalesche diffuse. Non mancheranno comunque alcune pause più soleggiate. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12 gradi. I valori massimi invece saranno compresi tra 13 e 18 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la situazione, anche qui sarà instabile con piogge sparse ma frequenti, alternate a delle pause più asciutte e soleggiate. Generale miglioramento entro la serata. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, i valori massimi invece si attesteranno intorno ai 16 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.